La caserma Salomone, sede del Comando Forze Operative Nord dell'Esercito, diventa sempre più verde. È stato infatti presentato l'intervento che permetterà di installare un impianto fotovoltaico per la produzione di elettricità. Oggi con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico noi chiudiamo un ciclo molto importante, in quanto abbiamo fatto la trasformazione delle centrali termiche da gasolio a metano, l'impianto di illuminazione a LED, quindi trasformazione di tutto l'impianto elettrico esterno a LED, in più la sostituzione degli infissi, e oggi con l'impianto fotovoltaico noi diamo un ulteriore contributo per quanto riguarda il contenimento dei consumi. Entro fine ottobre verranno installati complessivamente 722 moduli per la superficie totale di circa 1700 metri quadri. L'intervento è costato circa 850.000 euro, i cui costi si azzereranno al termine dell'8º anno, per cui a partire dal 9º anno fino al 25º anno, che è la durata dei pannelli, avremo un guadagno dove andremo a guadagnare circa oltre 2 milioni di euro, per cui questo è un investimento importante che consentirà soprattutto a noi di poter abbattere notevolmente i consumi. Faccio presente che questo è un impianto cosiddetto Grip Connect, significa che noi andremo a utilizzare il 100% dell'impianto fotovoltaico e quando ci sarà la necessità andremo poi a prelevare l'energia dai contratti di fornitura che abbiamo normalmente. Un'opera realizzata grazie anche alla sinergia con la sovrintendenza e il Comune di Padova. Abbiamo un bel esempio anche di responsabilità con l'installazione di questi pannelli fotovoltaici. Non c'è solo un risparmio per quelle che sono la finanza pubblica, perché insomma siamo in un luogo dello Stato, ma c'è anche un atteggiamento, un approccio di sostenibilità in questi luoghi che è importante.